Anica Panfile, il presunto killer Franco Battaglia in silenzio questa mattina davanti al GIP. Il video del pick-up del 76enne nella zona del ritrovamento del corpo. Il delitto del 14enne a Roma. Nell'interrogatorio di convalida il romeno Dino Petrov ha scelto di non parlare. Per il suo legale si è rifugiato a Treviso per paura di ritorsioni. Ennesima truffa telefonica ai danni di due anziani ottantenni. A Conegliano il figlio salva i due genitori sorprendendo il malvivente e per tentare di bloccarlo si aggrappa alla macchina che si allontana. Dopo Riese e carceri, nella bassa padovana Fleximan colpisce ancora, 12° Velox segato. I trevigiani non lo assolvono ma dicono siamo tartassati, dalla procura il monito a non solidarizzare. Incontro a porte chiuse ieri sera a Casciugana tra Romina Ceccato, mamma di una delle 4 vittime lungo la Jesolana nel 2019, e il ministro della giustizia Nordio. Fermato per un controllo stradale dai carabinieri, si è rifiutato di fornire i documenti perché la sua patente era stata revocata 6 anni fa e ha cercato di aizzare il suo cane contro i militari. Congresso provinciale di Forza Italia ha riconfermato il coordinatore uscente Fabio Chies, non senza mediazioni interne con la componente tosiana che avrebbe preferito la neo vice Cristina Andretta. Lunedì a Conegliano la presenza del ministro Pichetto Frattini, l'inaugurazione del ciclo del riuso approntato da Savno, dove i materiali riciclati si trasformano in nuovi sorprendenti prodotti. Buonasera, ben ritrovati in diretta, edizione di Treviso dei telegiornali di Antenna 3. Lo avete sentito, partiamo dalla cronaca con l'uccisione di Anica Panfile in primo piano. Il presunto killer Franco Battaglia si è avvalso questa mattina della facoltà di non rispondere nel corso dell'udienza di convalida in carcere, ma emergono nuovi dettagli come il tappeto usato per avvolgere il corpo della vittima o i desideri di fuga confidati da Battaglia a un amico, e spunta anche un video. Sono le 22:08 del 18 maggio 2023 in via Barcador a Spresiano, poco distante dal luogo del ritrovamento del cadavere di Anica Panfile sul Greto del Piave, avvenuto qualche giorno dopo. Il pick-up bianco nel frame, secondo l'inquirente, è quello di Franco Battaglia, l'ex Primula Rossa in carcere a Santabona con l'accusa di aver ucciso la giovane mamma. Sono 3 i passaggi immortalati dalla telecamera privata di via Barcador, cui si sommano quelli catturati dal sistema di videosorveglianza pubblica, alcuni provvisti di lettore targa. Un lavoro meticoloso quello dei carabinieri che hanno tracciato la traiettoria del furgoncino, usato questa l'ipotesi per trasportare il corpo esanime della trentenne dall'abitazione di Battaglia d'Arcade, dove si sarebbe consumato il delitto, fino al canale della Vittoria. Fondamentale un ritrovamento del RIS di Parma. Viene trovato in un rustico, in un garage di Battaglia, viene trovato un tappeto rotolato. Dentro questo tappeto c'è una traccia biologica di Anica. La nostra ipotesi è che il tappeto sia servito per il trasporto del cadavere e poi attraverso il tappeto rotolato farlo scivolare in acqua. Una traccia di Anica viene trovata anche su un materasso, sempre nella villetta di Battaglia, teatro di quello che per la procura resta un delitto d'impeto, con la donna che sarebbe stata colpita alla testa a mani nude e infine soffocata, e questo dopo aver assunto della cocaina, sostanza che lo stesso Battaglia era solito far consumare alle sue partner sessuali, come confermato anche da una prostituta. Un massacro, sottolinea Martani, senza spargimento di sangue, seguito dall'occultamento del cadavere, per cui non si escludono complici. Manca però il movente. Di certo l'uso di cocaina potrebbe aver esacerbato una situazione già tesissima. È frutto di una situazione di una lite occasionale degenerata, probabilmente anche favorita la lite dall'utilizzo di sostanze stupefacenti. Altro capitolo, il pericolo di fuga che ha portato all'arresto. Martani riporta alcune telefonate intercorse nell'autunno tra Battaglia e un amico. E a un certo punto nella telefonata dice all'amico: vedi, sto passando di quei momenti, puntini da sballo. E poi dice ancora: dopo te lo spiego. Poi fa: in mezz'ora avevo già organizzato la fuga, hai capito? Ecco, io se trovassi una casetta per nascondermi. Telecamere, tracce biologiche, autopsia, intercettazioni, tutto a corroborare un quadro indiziario che per la procura è grave, mentre a Santabona Battaglia resta in silenzio davanti al GIP che poi ha convalidato l'arresto, si è avvalso della facoltà di non rispondere. Silenzio anche da parte delle sue legali.
Ora veniamo invece al delitto del 14enne a Roma. Uno dei principali sospettati, lo sapete, si trova rinchiuso in carcere a Treviso. Oggi si è avvalso anche lui della facoltà di non rispondere, ma il suo legale dice che si è rifugiato nella Marca, dove è stato catturato dai carabinieri per paura di ritorsioni. No, si è avvalso dalla facoltà di non rispondere. Eventualmente rilasceremo delle dichiarazioni al pubblico ministero. Considerate che lui ha problemi di natura psichiatrica, per cui lui continua ad affermare che non c'entra assolutamente nulla, che era andato lì solo e esclusivamente a prendere un cappuccino e un cornetto al bar. Formalmente davanti al GIP si è avvalso della facoltà di non rispondere, ma Dino Petrov con il suo avvocato qualche parola l'ha fatta, negando ogni coinvolgimento diretto nell'uccisione shock di Alexandru Ivan, 14 anni appena, avvenuta una settimana fa a Roma Est, in quello che ha tutta l'aria di essere stato un regolamento di conti tra bande rivali. Da un lato il patrigno del ragazzo, dall'altro la famiglia Petrov, in mezzo questa l'ipotesi degli inquirenti, il mercato della droga sulla Casilina. Dino Petrov, 33 anni, è stato intercettato nella notte tra martedì e mercoledì a casa di una zia a Borgomestre, quartiere di Treviso, dove i carabinieri lo hanno tirato giù dal letto portandolo a Santabona. Sul perché il romeno si trovasse nel capoluogo della Marca il difensore non ha dubbi. Una paura infinita per quanto riguarda anche eventuali... Paura di ritorsione. Ha paura. Ha avuto tanta paura e comunque lui stava rientrando per andare a chiarire la posizione, perché io gli avevo spiegato che se non aveva nulla di cui temere doveva necessariamente recarsi dall'autorità giudiziaria per chiarire la posizione. Da inizio settimana in carcere a Roma si trova il cugino di Dino, Corum Petrov, che avrebbe concordato l'incontro chiarificatore con il patrigno del 14enne, al quale hanno partecipato più persone e trasformatosi ben presto in rissa. Per la difesa Dino Petrov era pronto a costituirsi prima di essere catturato a Treviso. Io ho detto ai suoi familiari che se lui avesse voluto chiarire la posizione l'avrebbe dovuto fare andando a parlare con l'autorità giudiziaria e costituendosi. Stava rientrando per andare proprio da loro. Quindi non c'era nessuna volontà da parte sua di andare all'estero, lei dice? Assolutamente. Vuole chiarirla. Io mi auguro che sarà chiarita al più presto la sua posizione. Ora a Conegliano, dove c'è stata l'ennesima truffa telefonica ai danni di 2 anziani, con il figlio che ha sorpreso il malvivente e ha cercato di bloccarlo nella sua fuga aggrappandosi alla macchina. 30 secondi dopo sono entrato io e me lo trovo davanti e mia mamma mi dice: per fortuna sei arrivato. E là ho capito subito, questo mi ha dato uno spintone è sceso giù per le scale di corsa, io l'ho seguito, mi sono aggrappato alla sua macchina. Arrivato giusto in tempo per sventare la truffa. Il malvivente già dentro l'appartamento di via Antoniazzi a Conegliano. La corsa giù dalle scale fino alla macchina, una Ford Puma grigia parcheggiata poco distante per cercare di bloccare il malintenzionato che per un'ora ha tenuto i 2 anziani di 88 e 86 anni, genitori di Emanuele, con il fiato sospeso. E questa è stata la truffa del falso incidente del figlio. Il figlio sarei io, hanno chiamato il numero fisso dicendo a mia madre del falso incidente. Suo figlio ha fatto un incidente, ha investito una persona, adesso questa persona è in ospedale, però guardi, fortunatamente è andata tutto bene, l'operazione è andata bene, però l'assicurazione adesso non risponde, passerà il mio collega a recuperare almeno 2.000 euro. Dall'altra parte della cornetta un truffatore che si spacciava per maresciallo dei carabinieri. Un'ora interminabile per i 2 anziani, quella passata al telefono cercando di capire le condizioni del figlio uscito per lavoro con la sua macchina quella stessa mattina e che, allarmati dalla notizia, hanno raccolto l'oro e tutto il denaro che possedevano in casa nell'attesa che qualcuno arrivasse a prenderli. Ho cercato di tirarlo fuori dalla macchina per chiamare i carabinieri. Io ho detto: adesso vieni qua, adesso ne parliamo. Adesso chiamiamo i carabinieri e si è rotto lo zaino, lui è riuscito a fare una retromarcia, ma dicono incredibili, cose veramente pericolose. Se passava un bambino in bicicletta o qualcun altro, tirava giù sotto tutti. Prontamente intervenuta, la polizia è riuscita a rintracciare la targa del malvivente e ha provveduto a prendersi cura di 2 anziani ancora fortemente turbati, mentre resta la rabbia. Queste truffe comunque da un po' che vanno avanti.
Qui in zona, sì. Io che sono grande e grosso, che non ho paura di queste cose qua, ma c'è una cosa vergognosa. Questa è una cosa vergognosa che tutti quanti devono sapere. Fatto che ha allarmato anche i residenti della zona. E non è che sia proprio sicura al 100%. Per fortuna c'ho il cane che bene o male se ne accorge subito al minimo rumore. Però veramente si vive in un modo allucinante. Non ci sentiamo sicuri in nessun luogo in quanto ci succedono eventi e fatti poco piacevoli in vari punti della città e della zona e della via anche. Ora veniamo alla direttissima di questa mattina dopo l'arresto di un 35enne di origini macedoni effettuato ieri sera dai carabinieri della compagnia di Vittorio Veneto. Privo di patente, verso le 17:30 a Valdobbiadene si è scontrato con l'auto di un giovane del posto. Dopo l'incidente è andato in escandescenze, una vera e propria furia. È stata necessaria la sua immobilizzazione forzata, da qui l'arresto e il processo per direttissima. E sempre nel Vittoriese un 55enne fermato per un controllo stradale dai carabinieri si è rifiutato di fornire le proprie generalità. Solo in seguito si è verificato che la patente gli era stata revocata 6 anni fa, si è rifiutato di sottoporsi anche all'alcol test e nonostante le ripetute richieste dei militari, per tutta risposta ha fatto scendere dall'auto il proprio cane aizzandolo contro i carabinieri ed è scattata la denuncia. Torniamo alla vicenda di Fleximan, perché la notte appena trascorsa è successo di nuovo un altro Velox, un altro palo di un Velox tagliato. Questa volta siamo nella bassa padovana. Il caso più fresco per noi nel Trevigiano è quello di Riese. I trevigiani non assolvono il tagliatore di Velox ma dicono siamo tartassati come cittadini, però dalla procura per i simpatizzanti, chiamiamoli così, arriva un monito. Queste non sono cose sicuramente da fare il tifo, per carità, però la gente comincia a avere un po' le scatole piene di mari di limiti o di verbali sopra i limiti di pochissimi chilometri. Pali dei Velox tagliati col flessibile, la verità ancora una volta sta nel mezzo, secondo i trevigiani, che parlano di automobilisti tartassati, pur condannando atti vandalici come quelli che si stanno ripetendo lungo le strade del Veneto. Non è che sto dalla parte di chi traccia gli autovelox, però è vero che ci sono in atto anche delle situazioni strumentali per far cassa, questo è indubbio. Le strade geologiche hanno dei limiti massimi che sono minimi. Ovviamente fa incazzare la gente perché le multe sono veramente alte. Forse i sindaci dovrebbero farsi anche un esame di coscienza. Esatto, dovrebbero un attimino valutare il perché vengono fatti questi atti comunque estremi in un certo senso e quindi magari rimodulare, perché se tutti quanti prendono in continuazione multe che ritengono per la maggior parte non corrette, non giuste, sicuramente c'è almeno di minimo un fondo di verità, insomma. C'è poi chi per l'ormai famigerato Fleximan non cerca nessuna attenuante. Un'iniziativa che però è pericolosa perché gli autovelox servono per il rispetto dei limiti di velocità e sono importanti perché anche in Veneto vediamo che ci sono purtroppo molti incidenti. Io penso che sia assolutamente sbagliato, ecco, questo non è un comportamento ok, non è che ogni cosa che non va bene bisogna andare a buttarla giù di notte senza farsi vedere. È un'emulazione, basta, è solo un continuare ad emulare e spingere la gente a farlo ancora. Quanto ai sostenitori del vandalo in questione ci pensa il procuratore della Repubblica Marco Martani a ricordare a tutti di fare attenzione, si tratti di frequentatori dei social o di amministratori come il presidente della provincia e sindaco di Castelfranco Stefano Marcon, che non ha nascosto la sua simpatia per Fleximan. Devo dire, occhio croce, ci potrebbe essere l'apologia di reato, però è una fattispecie vincolata a determinati presupposti. Diciamo che segare autovelox resta un reato. Sicuramente, cioè, è danneggiamento di un bene esposto alla pubblica fede destinato a un pubblico servizio. Questo è fuori discussione che è un reato. Che la sicurezza stradale sia importante è stato ribadito anche nell'incontro a porte chiuse di ieri sera a Cassugana, che ha visto protagonisti Romina Ceccato, mamma di una delle 4 vittime lungo la Jesolana nel 2019, e il ministro della Giustizia Carlo Nordio. L'ho sentito molto convincente e l'abbraccio che mi ha dato l'ho sentito sincero.
Un abbraccio che vale più di 1000 parole, quello che si sono scambiati il ministro della Giustizia Carlo Nordio e Romina Ceccato, presidente dell'associazione Alba, al termine dell'incontro a porte chiuse che si è tenuto a Cassugana. Grazie all'interessamento del sindaco di Treviso Mario Conte e del consigliere regionale Lucas Pavanetto, il guardasigilli e la mamma di Riccardo Laugeni, una delle 4 vittime della tragedia sulla Jesolana del luglio 2019, si sono confrontati su alcuni temi fondamentali, dal codice della strada all'importanza di spiegare ai ragazzi il rispetto delle regole, i pericoli e le conseguenze di una cattiva condotta al volante. Mi ha detto, ho incontrato anche un'altra mamma e so la disperazione che avete dentro, e quindi la promessa fatta da lui nel prendersi d'incarico queste cose, questo rispetto per chi non c'è più e che venga rispettata la legge è importante. Gli impegni sicuramente un'attenzione verso le vittime e la sicurezza e la certezza della pena nei confronti di chi effettua, anche se in maniera colposa, questo tipo di reati. E quindi è stato sicuramente sentire anche il racconto di una mamma, che rappresenta poi le mamme di tanti ragazzi, anche di amici che personalmente abbiamo perso sulle strade, e è stata veramente una cosa toccante. Il ministro ha dimostrato una grande sensibilità nel voler incontrare e nel capire qual è stata la situazione. Veniamo alla cronaca. Incidente nel pomeriggio a Silea, nella palestra di roccia presente all'interno dell'area del centro commerciale vicino all'uscita di Treviso Sud. Alle 16:30 un uomo di 30 anni che si stava allenando in compagnia di un'amica è caduto per alcuni metri lungo la parete attrezzata. È stato soccorso dai sanitari del 118 e trasportato al Cafoncello con un codice di media gravità, sul posto anche i carabinieri. E si sono vissuti momenti di paura questa mattina invece a Treviso per un'auto che ha preso fuoco nel cortile di un condominio. Mia personale avevo solo quella, quindi adesso mi tocca comprarne un'altra. Un bel problema. Sì, purtroppo sì, però finché si sta bene con la salute, quello è importante. Sorride e guarda il lato positivo, nessuno si è fatto male. Orildo è il proprietario dell'auto che questa mattina intorno alle 8:30 è andata a fuoco nel giardino del condominio in cui vive in via Brigata Marche. L'uomo era appena rientrato a casa proprio a bordo della sua Ford Fiesta quando dal terrazzo ha visto le fiamme. È subito sceso e grazie alla prontezza di riflessi ha evitato ulteriori conseguenze. Era sotto l'albero con le fiamme, ho cercato di spostarla abbassando freno a mano, l'ho portato un po' più avanti. L'uomo ha avvertito immediatamente anche gli altri condomini preoccupati dagli scoppi e dall'alto fumo nero. Prima sentiva boom. Io pensavo strada, però non è strada dentro. Ha avuto paura, signora? Sì, perché tutti hanno avuto paura, io anche piangevo tanto. E si sentiva le piccole esplosioni, insomma. Quindi siete stati, ma avete avuto paura, immagino? Un po' sì, diciamo, siamo usciti dalle case, siamo scesi e abbiamo aspettato i vigili del fuoco. Sì, il fumo era altissimo. In pochi minuti in via Brigata Marche arrivano 2 pattuglie della polizia locale e i vigili del fuoco con un'autopompa, un'autobotte e 7 operatori, riuscendo a spegnere le fiamme dell'auto alimentata a GPL. Le cause dell'incendio di probabile natura elettromeccanica sono al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco. L'usuranza degli anni di vita della macchina che dice guarda, se ci sono dei cavi sui motori sotto questo o quell'altro basta una scintilla o basta che un cavo sia difettato, quindi se il motore è caldo va a riscaldare i cavi e quindi non c'entra niente, non è che ha preso fuoco sul retro, ha preso fuoco davanti. L'impianto non c'entra niente, anzi è l'unica cosa che non è stata esplosa. E paura ieri sera a Barbisano, invece frazione del comune di Pieve di Soligo, quando un incendio è divampato, ecco lo vedete nelle immagini, nella canonica del paese. A originarlo probabilmente il surriscaldamento della canna fumaria del piano terra. Le fiamme hanno rapidamente invaso gli ambienti, interessando anche le stanze dei piani superiori, così come il fumo lo vedete, danneggiati il solaio, le travi in legno di cui è costituita l'antica canonica. Non ci sono stati feriti, ma al momento la struttura è inagibile per le verifiche del caso. Ringraziamenti a chi è intervenuto sono arrivati dal sindaco di Pieve di Soligo Stefano Soldan, così come alla protezione civile che si è subito attivata. Contrasto alla prostituzione, un fenomeno di cui si parla poco, la prostituzione in strada ormai nella nostra provincia, ma che in realtà torna a essere in aumento lungo la Pontebana. Come ogni anno oggi San Sebastiano, patrono delle polizie locali, a Spresiano si è fatto un bilancio dell'attività dell'anno appena terminato.
Lo scorso anno abbiamo sanzionato 67 clienti che si fermano appunto a contrattare prestazioni o anche solo a chiedere informazioni. È un fenomeno che continua a esistere e è un mercato che viene alimentato in continuazione. Non si è mai fermato il lavoro della polizia locale di Spresiano per il contrasto alla prostituzione in Pontebana. È in aumento, però abbiamo capito che anche loro si sono attrezzati in maniera diversa perché ricevono in casa. Andando in casa è un po' più difficile se non riusciamo magari a trovare il momento in cui salgono in macchina o le riportano al posto, oppure quelle che fanno il servizio, il loro lavoro soltanto presso le abitazioni, sono impossibili da sanzionare, ma anche per avere un po' i numeri del fenomeno. Questo rientra nella vasta attività portata avanti dalla polizia locale che in occasione del giorno di San Sebastiano, il 20 gennaio, patrono della stessa, ha tracciato il bilancio dell'attività dell'anno appena trascorso. Quest'anno abbiamo accertato infrazioni per oltre 800.000 euro per un totale di 4.267 verbali, perché abbiamo acquistato uno strumento per il controllo della velocità, considerato che l'amministrazione comunale è da sempre sensibile al tema della sicurezza. Dati che portano l'amministrazione a lavorare sul tema della sicurezza stradale con iniziative mirate alla prevenzione, dalle lezioni sui go-kart per i bambini delle elementari alle lezioni con occhiali a realtà aumentata che simulano la visione delle strade se alterati da alcol o droghe. Stiamo facendo un grande lavoro con la provincia in questo senso e mi sto occupando di educazione stradale attualmente presso le primarie del territorio. Ricorrenza di San Sebastiano che oggi a Conegliano si festeggia guardando al bando che consentirà alla polizia locale nuove assunzioni. Oggi ci sono appena 40 agenti per un territorio da 72.000 abitanti. Arriva così l'appello a farsi avanti. Il comando soffre un po' l'organico perché abbiamo una pianta organica di 40 operatori, quindi non è tanto per un territorio con 72.000 abitanti. Il rapporto dovrebbe essere di un agente di polizia locale ogni 1.000 abitanti, ma sono pochi ormai i comuni che se lo possono permettere. A Conegliano, come altrove, il comando di Via Maggiore Piovesana, oltre alla città del Cima, segue Mareno, Santa Lucia di Piave, Susegana e San Pietro di Feletto, un territorio variegato e complesso. Scattata la fotografia è lo stesso Mallamace, da pochi mesi anche Cavaliere della Repubblica, a dare però una prospettiva. Adesso è in atto un bando di concorso per l'assunzione sia di agenti che di ufficiali. Scade il 26 di gennaio e speriamo che ci siano tanti partecipanti per poter fare un'ampia graduatoria. Una data da segnare quindi, che arriva nelle ore in cui la polizia locale, i cari vecchi vigili urbani festeggiano il loro santo patrono San Sebastiano. Alle nuove generazioni l'appello a farsi avanti. A chi piace fare questo lavoro, ma anche a chi è incuriosito e magari nel tempo svolgendolo si può anche appassionare. Ci fermiamo ora per un veloce break, a tra pochissimo. Di nuovo in diretta con l'edizione di Treviso dei telegiornali di Antenna 3. Ripartiamo dalla politica. C'è stato il congresso provinciale di Forza Italia questa mattina, ha riconfermato il coordinatore uscente Fabio Chies, ma ci sono volute delle mediazioni interne. Ci racconta tutto Lucio Zanato. Direi di fare un grande applauso per una bella lezione per la Con questi applausi Fabio Chies è stato riconfermato alla guida della segreteria trevigiana di Forza Italia. Una rielezione scontata, quella del congresso che si è svolto alle porte di Treviso. Lontani i tempi delle assemblee oceaniche, comunque con 728 tesserati, gli azzurri vedono un partito in crescita. Per molti è frutto dell'impegno di Flavio Tosi, ma anche di una disaffezione per la Lega salviniana da parte di diversi ex attivisti del Carroccio. Una riconferma, quella di Chies, frutto di lunghe mediazioni con quella componente che invece avrebbe voluto Cristina Andretta al suo posto. Tant'è che il primo grazie, il rinnovato coordinatore, l'ha fatto proprio a lei. In questo mese abbiamo lavorato bene assieme e anche merito suo se siamo arrivati alla lista unitaria. Conto molto sul suo apporto perché destra e sinistra Piave sono due realtà che hanno peculiarità diverse. Uomo-donna, destra e sinistra Piave, penso che sia il miglior connubio possibile. Non è passata inosservata l'assenza di Floriano Zambon, altro storico esponente coneglianese, non sempre in sintonia con Chies, peraltro oggi più che mai impegnato nella guida della piccola comunità eredità di Don Gigi Vian. L'altra immagine di questo congresso è il triumvirato del centrodestra in vista delle prossime elezioni
europee, ma soprattutto in 54 comuni della Marca. E qui, politicamente parlando, è sembrato di tornare agli accordi stile Craxi, Andreotti e Forlani. Ma cos'è il nuovo CAF del Veneto, anzi della provincia di Treviso? Funzionerebbe molto bene, penso, come CAF. Infatti, come commenta sarcasticamente Raffaele Barato di Coraggio Italia, Chies, con la riconferma a sindaco di Conegliano osteggiata dalla Lega Zaiana, ha aperto di fatto una nuova fase di confronto. Chi ha fatto di tutto perché in quel momento Fabio non fosse più sindaco e non fosse più ricandidato, sicuramente non voleva il bene del centrodestra. Approccio diverso quindi tra alleati, partendo proprio dalla Lega. In quel caso là sia stato un'assoluta anomalia nello scenario politico trevigiano e penso che nei prossimi mesi il percorso sia quello di rasserenare e riandare in una direzione di unitarietà per il futuro anche in quel comune. E dove troviamo l'unità e dove noi presentiamo un candidato vincente, al 90% di solito portiamo a casa il risultato, la vittoria e il sindaco. Importante è questo perché alla fine il centro-sinistra ha ancora pochi comuni in provincia di Treviso e noi pensiamo che qualcuno di questi bisogna anche sfilarli. Senta una cosa, ma qui più che centrodestra sembra di rivedere la DC? Ma mi sembra che ci sia un po' di DC in ogni partito del centrodestra. Veniamo alla presentazione ieri sera ad Asolo dello studio demografico ed impresa realizzato dalla Confartigianato, dati quanto mai preoccupanti per un territorio che si sta lentamente spopolando. Vecchi con sempre meno aziende ma più soldi in banca di quanti richiesti dai mutui e con i giovani e soprattutto gli immigrati che se ne vanno verso province più attrattive. È questa la Marca secondo i dati raccolti dalla Confartigianato di Asolo e Montebelluna e presentati alla Fornace dell'Innovazione di Pagnano. Basta infatti guardare questi due grafici per rendersi conto che se continua così la nostra provincia è destinata a spopolarsi costantemente negli anni. Colpisce in particolare la curva discendente degli immigrati. La provincia di Treviso assume sostanzialmente lo stesso tipo di andamento dal punto di vista dei residenti della regione, ma negli stranieri è ancora più marcato il calo che c'è stato. Okay? Quindi Big Bang uguale, però decrescita molto rilevante. A spiegare i dati davanti ad una platea soprattutto di sindaci Andrea Faloppa, responsabile della ricerca che sugli stranieri non esita a dire. I cittadini stranieri non sono un problema per il territorio, ma sono una ricchezza. Perché il nostro tessuto imprenditoriale è soprattutto di microaziende e singole partite IVA e guardando quest'altro grafico si nota chiaramente come manchi la generazione tra i 25 e i 50 anni che ora dovrebbe produrre ricchezza. Se pensiamo a questo dato, pensiamo che la mancanza di imprese su un territorio rappresenta una povertà diffusa per quel territorio. Mentre chi ha già prodotto non solo continua ad oltranza negli anni, ma mette la ricchezza in banca senza che però questa torni sui territori sotto forma di mutui. Ricchezza che abbiamo visto nei dati anche delle banche, dove abbiamo visto delle crescite addirittura del 300% dei depositi nei 20 anni. Ed è proprio sui prestiti alle microimprese che secondo gli artigiani del mandamento di Asolo, Montebelluna e Valdobbiadene bisogna intervenire. Perché le banche del sistema nazionale, in particolare quelle più grosse, non si stanno più interessando del microcredito. Noi in questo anno di aumento dei tassi ci sono le microimprese che stanno arrivando a pagare un 8,36, un 9% e l'andamento è quello di arrivare al 10% per il finanziamento. Condizioni impossibili per permettere a queste imprese di rimanere nel mercato. Con questi dati dobbiamo partire dal fatto che dobbiamo sostenere le imprese, perché se ci sono le imprese, vivono i territori. Dove muoiono le imprese, muoiono anche i territori. E sarà il ministro dell'Ambiente Pichetto Fratin a inaugurare ufficialmente lunedì a Conegliano la filiera del riuso sperimentata da qualche anno dalla Savno. Siamo andati a curiosare tra gli allestimenti. Si lavora senza sosta dentro il capannone lungo via Piovesana a Conegliano, perché qui lunedì si inaugura ufficialmente la filiera del riuso di Savno, la prima nella Marca e nel Veneto, che purtroppo è ancora indietro rispetto ad altre regioni come l'Emilia-Romagna, che conta oltre una trentina di filiere tra comuni e associazioni. Savno in realtà la sperimentazione la sta portando avanti da circa un anno in collaborazione con le scuole e associazioni. Il Savno si mette nel mezzo, recupera il materiale assieme a tante associazioni, tipo l'associazione Il Pesco,
istituto tipo l'Istituto Don Bosco, tipo l'Istituto Pittoni, dove i ragazzi svolgeranno questa attività sociale sia durante la scuola sia nel doposcuola, aiuteranno Savno a recuperare il materiale. Tutto questo materiale verrà catalogato, verrà stoccato presso il magazzino Savno e tutta la gente potrà attingere a questo tipo di materiale per riusarlo e dargli una seconda vita e soprattutto per non portarlo alla distruzione. E questi sono solo alcuni esempi di riuso, dalle sedie ricoperte con giornali e vernice trasparente alle borse fashion realizzate con teloni pubblicitari e cinghie per camion scadute, fino ad arrivare a vasi modellati con i battistrada dei copertoni e alle borsette e portafogli con l'interno ricavato dai pacchetti di caffè. Questo grazie alla norma che permette di deviare il materiale portato ai shared prima che finisca nei container. La collaborazione con la Regione ci è stata molto utile e fino a qualche giorno fa il materiale che entrava in ecocentro, anche se sembra assurdo, però diventava rifiuto e doveva essere smaltito. Oggi lo intercettiamo un attimo prima. Dal punto di vista normativo è stato risolto anche questo tipo di problema, ma soprattutto lo recuperiamo e non lo portiamo più a smaltimento. Anche Donatella Rettore contro il circo. Questa mattina una delegazione della LAV di Treviso con la nota cantante castellana ha realizzato un flash mob a Castelfranco Veneto. Vedete l'immagine, contestata in particolare la presenza tra i vari animali esotici di un'elefantessa di 50 anni sola, senza nessun altro esemplare della sua specie. La LAV ha denunciato che il circo non rispetterebbe quanto determinato dalle sentenze in materia e da qui la protesta che ha visto la partecipazione appunto di Donatella Rettore, da sempre impegnata per il benessere degli animali. Andiamo sul sito del Benetton Rugby perché c'è da registrare l'ennesima impresa dei leoni biancoverdi. Hanno vinto 27-19 contro i non facili avversari del Montpellier. I francesi del Montpellier hanno chiuso primi il girone di challenge e dunque l'ennesima soddisfazione per la squadra trevigiana, davvero alle prese con una stagione entusiasmante. E adesso le notizie dal Bellunese. Partiamo dalla questione della strada regionale 203 a Gordina, tra le priorità ma anche le varianti olimpiche e il potenziamento dei collegamenti. Questo è l'ordine del giorno di un incontro al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti tra Matteo Salvini e il presidente della provincia di Belluno Roberto Padrini, che ha sottolineato le carenze infrastrutturali della montagna, consegnando al ministro un documento relativo alla situazione. Dal canto suo Salvini ha assicurato piena operatività e il rispetto dei cronoprogrammi per quanto riguarda le varianti olimpiche a Cortina e Longarone. Si è parlato poi della galleria di Comelico, per la quale sono state chieste rassicurazioni sulla riduzione dei disagi alla comunità coinvolta dai lavori e della situazione della 251 della Val di Zoldo. E tra i capoluoghi di provincia veneti, la città più fredda è stata Belluno in queste ultime ore con meno 6,6 gradi, ma il record odierno del freddo è stato registrato a Passo Cimabanche, sopra Cortina d'Ampezzo, al confine con il Trentino, meno 22,4 gradi, seguito a poca distanza da Passo Campolongo con meno 22. Sulla Marmolada invece, alla stazione di arrivo della funivia, il termometro è sceso fino a 21,9 e dunque davvero giornate freddissime, lo avete sentito. Adesso la cronaca sindacale, c'è un nuovo ruolo per un volto non nuovo della CISL, l'elezione è avvenuta a Pedavena. La feltrina Lorella Benvenu, volto storico della CISL Scuola, è stata eletta nella segreteria confederale della CISL Belluno Treviso. Benvenu affiancherà il segretario generale Massimiliano Paglini e il segretario Nicola Brancher in sostituzione dell'uscente Teresa Merotto, che ha raggiunto i requisiti per la pensione. Ad accordare la fiducia alla neosegretaria la maggioranza del Consiglio generale della CISL territoriale. È un passaggio importante quello del passaggio dalla scuola alla Confederazione, un passaggio di cui sento tutta l'importanza e nel quale cercherò di portare quella che è l'esperienza che ho acquisito all'interno della scuola, che peraltro è una categoria molto confederale perché tocca tantissimi aspetti della vita quotidiana e della vita delle persone. 63 anni, laureata in lettere, attiva nel volontariato e nell'associazionismo, Benvenu è entrata nel mondo della scuola nel 1986 come docente di scuola secondaria. Dedicatasi a tempo pieno all'attività sindacale, nel 2010 è stata eletta segretaria generale della CISL Scuola di Belluno.
Nel 2013 è segretaria aggiunta nella unificata CISL Scuola Belluno Treviso e nel dicembre 2020 è segretaria generale della stessa. Una giornata importante quella di oggi per la CISL di Belluno Treviso. Abbiamo integrato la segreteria della Unione Territoriale, è entrata Lorella Benvenu con grandi competenze, una storia sindacale ineccepibile e sarà sicuramente il suo contributo, un contributo importante per tutte le cose che abbiamo da fare. Abbiamo fatto questo Consiglio Generale all'inizio dell'anno, è un anno impegnativo, un anno incerto, un anno che però vedrà la CISL Belluno Treviso e tutta la Confederazione impegnata sui territori. I problemi sono tantissimi, nel territorio di Belluno abbiamo grandi problemi che si trascinano da tempo dal calo demografico, lo spopolamento, abbiamo anche il problema di questa nuova questione della pista da bob. Noi pensiamo che ci sia bisogno di presidiare attentamente quello che succederà, soprattutto per quanto riguarda la tutela dei lavoratori. Non potremo permettere il calo di attenzione sulla legalità e sulla sicurezza dei cantieri. Parliamo ora dei comuni che hanno spesso immobili inutilizzati o poco utilizzati e altrettanto spesso alienarli è complicato. Nel caso di un edificio in centro a Feltre ci si interroga su cosa sia più giusto fare. Via Mezzaterra, croce edilizia di Feltre, dei Feltrini e di chi li amministra. Strada storica poco vissuta che porta a Piazza Maggiore, dove finalmente dovrebbe riaprire il ristorante collocato in un immobile del comune e lungo la quale si trova Palazzo Zasio. Un palazzo antico, già sede della prefettura, che oggi ospita diverse associazioni e che l'amministrazione sarebbe disposta ad alienare, suscitando però le vibranti proteste dell'opposizione e in particolare di chi aveva sfidato l'attuale sindaco per la guida della città. Palazzo Zasio oggi è una centralità per le nostre associazioni in centro storico, movimenta 300-400 studenti di musica ogni giorno, non fosse altro è sede dell'Associazione Nazionale Alpini, quindi almeno il percorso di inserimento di quel palazzo nel piano di alienazione andava condiviso con le associazioni. Quindi è sbagliato venderlo? Quindi da valorizzare, ma secondo noi questa era già una buona valorizzazione. Palazzo Zasio, un gioiello architettonico difficilissimo da alienare. Il valore dovrebbe essere di oltre 2 milioni di euro e se ne era ipotizzata una destinazione commerciale direzionale. Della sua vendita, a dire il vero, si parla da almeno 10 anni, da quando sul Colle delle Capre alla guida c'era Paolo Perenzin. Per quanto riguarda le alienazioni, si sa che ogni amministrazione deve prevedere un piano di alienazioni e un piano triennale. Noi speriamo che per certi aspetti riusciamo ad alienare qualche stabile, perché abbiamo fatto un'analisi approfondita di costi e benefici e quindi verificheremo man mano quando effettivamente riusciremo a trovare degli acquirenti. È un palazzo quindi in vendita? Ma il palazzo in vendita è quello dell'ex prefettura, cioè noi abbiamo una serie di palazzi in vendita perché c'è il palazzo Zasio che questi giorni è stato per quanto riguarda il discorso dell'alienazione agli onori delle cronache, sono palazzi che sono all'interno del piano delle alienazioni, però ecco, evidentemente non sempre è detto che le cose funzionino come si pensa. Uno spettacolo teatrale per sorridere, per ricordare e per riflettere, a metterlo in scena 3 giovani attori con la speranza che anche un pubblico di giovani voglia accomodarsi in sala per assistere. Il guizzo, la spinta, The Flick. Lo spettacolo, voluto dalla Fondazione Teatri delle Dolomiti, andrà in scena domenica della prossima settimana nel Teatro Dino Buzzati di Belluno. The Flick valse alla sua autrice Annie Becker il premio Pulitzer 2014. Lo porteranno sul palcoscenico 3 giovani attori, tra cui il bellunese Filippo Masocco, per la regia di Danny Lemmo, membro a vita dell'Actor Studio di New York. Per giovanissimi, ma non solo, per giovanissimi perché sono certa che la platea più giovane possa trovare un confronto con chi parlerà sul palco, però mi piacerebbe pensare che ci sia lo spazio anche per chi è meno giovane, per chi ha già passato le tematiche che porteranno i nostri ragazzi sul palcoscenico. Lo spettacolo in teatro alle 21, ma alle 17 nel Salone Nobile di Palazzo Fulcis, sede del Museo Civico di Belluno, registi ed attori incontreranno quanti vorranno prenotarsi nel sito del museo per una conversazione a 360 gradi. Sicuramente l'evento del 28 gennaio alle 17 sarà
sì un evento singolo però complementare a quello serale, quindi dipende come vuole intendere la popolazione lo spettacolo e l'evento in sé. Era l'ultimo servizio per questa sera, io vi ringrazio per essere stati con noi, non perdetevi naturalmente le previsioni del tempo, io vi auguro una buona serata e una buona domenica, arrivederci. Entra nel mondo Lolato. Da oltre 40 anni un team di professionisti per migliorare la qualità della tua vita. Centro del piede con servizi di podologia. Laboratorio per la produzione di plantari e calzature su misura. Bentrovati al meteo. Bel tempo grazie all'alta pressione, ma la giornata sarà piuttosto fredda. Il dettaglio di domenica 21 gennaio. Sul Veneto sarà una splendida giornata di sole, cielo sereno solo con locali nubi, specie dal pomeriggio, attese gelate notturne sulle zone pianeggianti. Le temperature saranno stazionarie e gelide, minime ampiamente sotto zero, massime comprese tra 5 e 6 gradi. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche in questo caso cielo terso e limpido, dal pomeriggio sarà più velato con qualche nube di passaggio. Temperature minime tra lo 0 e i meno 4 gradi, massime sui 6-8 gradi. Infine diamo uno sguardo al Trentino Alto Adige, dove ci aspetta il sole con il passare delle ore, però non sono esclusi locali annuvolamenti. Temperature minime ancora sotto zero, massime sui 6-7 gradi. Dal meteo per ora è tutto, vi auguro un buon proseguimento in nostra compagnia. Busti, tutori e protesi di arto personalizzati. Ortopedia e sanitaria Lolato. A Treviso e Montebelluna. Lolato, soluzioni per star bene.